Tragico incidente nella notte a Marano Valpolicella, automobilista si ribalta con l'auto in un fossato, trovato cadavere solo stamane, un'altra vittima nel weekend nel Veronese e questa mattina a Preganziol 19enne travolta da una vettura, è gravissima. Giallo in un residence della Riviera Romagnola, trovato senza vita il corpo di un 32enne padovano, disposta l'autopsia. Operazione della Guardia di Finanza di Pordenone, nel mirino una cooperativa di facchinaggio e servizi ecologici attiva in tutto il Triveneto, scoperti 311 lavoratori irregolari. Esce dalla veglia di preghiera e viene rapinato da un bandito armato di pistola, terrore per un 45enne della provincia di Vicenza. Depositate le motivazioni della sentenza contro il pizzaiolo condannato a 20 anni per l'omicidio dell'ex moglie Mariarca Menella Musile di Piave, durissimo il giudizio del tribunale. Da Arcade a Fontanelle il weekend ha visto migliaia di trevigiani partecipare ai tradizionali Panevin, festa e tradizione, ma le polemiche sulle PM10 alle stelle restano. Il cambiamento climatico e i suoi effetti tra gli appassionati dei bolidi a due ruote. In tutta la fascia pedemontana veneta le moto stanno circolando quasi come durante la stagione calda. Buonasera, ben ritrovati con la prima edizione dei nostri telegiornali. In primo piano la cronaca e con la raffica di incidenti che si sono verificati nelle ultime ore nella nostra regione, particolarmente colpito il Veronese, dove nella notte ha perso la vita un uomo in Valpolicella. Era alla guida della sua auto, è uscito di strada ribaltandosi sulla provinciale 34 in località Prognolla a Marano Valpolicella. Il conducente è stato ritrovato solo questa mattina intorno alle 8 da dei passanti che hanno dato l'allarme. Era già privo di vita probabilmente da qualche ora. Sul posto gli operatori del 118, i carabinieri e la polizia municipale di Marano Valpolicella, e questo purtroppo non è che l'ultimo di una lunga serie di incidenti mortali che si sono verificati nelle ultime ore sulle nostre strade. Ci aggiorna in diretta telefonica da Venezia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Vigonovo, dove una 26enne del posto è rimasta coinvolta in un tragico incidente ieri sera a Verona, avvenuto poco dopo la mezzanotte. Era in auto con un amico scaligero e forse a causa dell'alta velocità sono finiti contro un albero. Per il giovane non c'è stato nulla da fare, mentre la ragazza di origine rumena è stata ricoverata in condizioni gravissime all'ospedale di Borgo Trento. L'auto è sotto sequestro per ordine del pubblico ministero, così come il cellulare della vittima, perché la procura vuole capire se potesse essere stato un elemento di distrazione alla guida. Per quanto riguarda le condizioni della ragazza bisognerà naturalmente attendere i prossimi giorni per capire l'evoluzione del quadro clinico. Nel frattempo è stata sottoposta a ben 3 interventi chirurgici, uno per la ricostruzione maxillofacciale, uno al torace e l'ultimo alle gambe. La prognosi rimane riservata e le prossime ore saranno cruciali. Si è verificato un altro incidente a Pianiga ieri, poco prima delle 13:30, all'incrocio con via Volpino, uno scontro tra 2 auto finite entrambe nel fossato a bordo strada, di cui una rovesciata. 2 le persone rimaste ferite, i vigili del fuoco sono accorsi da Mira e Mestre anche con l'autogru e hanno messo in sicurezza i mezzi e soccorso la famiglia. Il conducente e una bambina sono stati presi in cura dal personale del SUEM 118 e portati all'ospedale per ulteriori accertamenti. Illesa la mamma, così come le 2 persone nell'abitacolo dell'altra automobile coinvolta nello scontro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 2 ore con il recupero delle auto portate via poi dal soccorso stradale. Da Vigonovo è tutto, restituisco la linea allo studio. Ed un altro gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina in provincia di Treviso, a Preganziol, lungo il Terraglio. Una ragazza di 19 anni, studentessa di origini francesi, è stata travolta da una vettura mentre attraversava. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118, la ragazza è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove ora si trova ricoverata in prognosi riservata. Per i rilievi dell'incidente sul posto è intervenuta la polizia stradale di Castelfranco. Giallo in un residence della Riviera Romagnola, ha trovato senza vita il corpo di un giovane padovano. Sentiamo.
Un 32enne padovano, residente con la madre a Venezia, è stato trovato morto in un appartamento in un residence di Gabicce Mare, località balneare tra la Romagna e le Marche. Pare che sul corpo dell'uomo non siano stati trovati segni di violenza. L'ipotesi è quella del malore improvviso, ma non si esclude l'overdose. Il 32enne aveva deciso di passare le vacanze di Natale nel residence, ma da venerdì sera non rispondeva al telefono. La madre ha chiesto al proprietario di poter andare a controllare ed è stato lui a dare l'allarme. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. E restiamo nel padovano perché proseguono le ricerche di Luca Tacchetto, il giovane di Vigonza scomparso in Africa. Si sono mossi anche i missionari impegnati in Africa per ritrovare Luca Tacchetto, il 30enne di Vigonza, scomparso in Burkina Faso il 15 dicembre assieme alla fidanzata Edith Bias durante un viaggio in automobile verso il Togo. Missionari comboniani e della Società delle Missioni Africane si sono attivati attraverso la fitta rete di conoscenze di cui dispongono nell'area per cercare notizie utili che contribuiscano a ritrovare i due giovani. In queste ore intanto le segnalazioni di avvistamenti dei due ragazzi si sono succedute senza però aver portato a risultati concreti. La sorella di Edith ha aperto una pagina Facebook dedicata proprio a far arrivare in tempo reale le segnalazioni di eventuali avvistamenti. Sul fronte ufficiale, oltre al governo italiano, nelle ricerche è mobilitato anche quello canadese, paese d'origine della ragazza che viaggiava assieme al 30enne di Vigonza. E tutta la comunità di Vigonza sta seguendo con estrema apprensione l'evolversi della vicenda, stretta attorno alla famiglia di Luca, una solidarietà che vivrà un momento importante questa sera con una fiaccolata per le vie del paese. Circa 130 persone hanno preso parte ieri alla ricerca alla ricerca organizzata di Riccardo Tacconi, 58 anni, di Milano, di cui non si hanno più notizie da venerdì mattina, quando si è allontanato dalla sua abitazione di villeggiatura sul Nevegal per andare a correre e non è più tornato. Tantissimi gruppi che anche autonomamente si sono mossi per dare il proprio supporto. Nulla però finora è emerso per far luce sulla scomparsa del runner. L'elicottero dei Vigili del Fuoco con a bordo personale del soccorso alpino ha sorvolato una vasta area e le numerose squadre si sono distribuite nella zona. La ricerca è ripresa questa mattina. Un totale di 311 lavoratori irregolari, fatturazioni per operazioni inesistenti e oltre 5 milioni di euro redditi sottratti a tassazione per 5,4 milioni e ancora contributi e ritenute non versate per 625.000 euro. 8 persone indagate ed un sequestro per un equivalente di 5 milioni di euro all'anno sono alcuni dei risultati dell'operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Pordenone. Ed andiamo ora nel Vicentino con una rapina. Ci aggiorna Andrea Zambenedetti. Sì, buongiorno a studio, buongiorno a chi ci sta seguendo da casa. Rapina violenta nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Pio X a Vicenza. La vittima è un 43enne di Torri di Quartesolo. L'uomo ha seguito un incontro di preghiera e all'uscita ha trovato ad attenderlo un'altra persona che a volto scoperto gli ha chiesto di consegnare tutti i soldi che aveva con sé. Per rendere più credibile la sua richiesta ha anche sfoderato un'arma, una pistola che gli avrebbe puntato contro. A quel punto, comunque non contento, si è avventato sulla vittima scagliandogli dei calci e rifilandogli dei pugni. Poi è salito in macchina nell'open corsa della vittima e si è dileguato. Poche ore dopo a Santa Croce Bigontina una donna ha chiamato invece la polizia ed ha raccontato di aver visto una persona che impugnava un'arma e che stava appunto maneggiando questa pistola. La descrizione collinerebbe con quella del rapinatore del 43enne. La polizia di Stato sta mettendo assieme tutti gli elementi per tentare di capire se si tratti della stessa persona e ovviamente per risalire alla sua identità. Maggiori dettagli come sempre nell'edizione serale dei nostri notiziari e linea a questo punto che può tornare a studio. La cronaca dal Bassanese, ora con la condanna di un uomo accusato per violenza sessuale su un bambino. Sentiamo. Violenza sessuale su minore condannato definitivamente dopo 10 anni dal fatto un 50enne di Pianezze riconosciuto colpevole d'aver abusato di un bambino che viveva con la mamma nel Bassanese.
Per l'uomo 5 anni e 4 mesi di reclusione, tutto risale al 2009, quando il ragazzino aveva confidato alla mamma di essere stato costretto a compiere quelle che lui definiva strane azioni con il cinquantenne, i momenti in cui i due si erano trovati da soli. La madre del piccolo si era rivolta alle forze dell'ordine, partite le indagini, l'uomo è stato rinviato a giudizio, il successivo processo ha confermato le accuse, chiudendosi con la condanna diventata definitiva in Cassazione. Il cinquantenne è stato fermato e arrestato in centro storico a Padova. La cronaca giudiziaria, ora con le motivazioni della sentenza sull'omicidio di Mariarca Menella, la 38enne di origini campane assassinata a Musile di Piave dal marito Antonio Ascione il 23 luglio del 2017. L'uomo è stato condannato in primo grado a 20 anni di reclusione grazie al rito abbreviato. Nelle motivazioni della sentenza si legge che Ascione, quando uccise la moglie a coltellate, non agì con animo freddo ma trascinato da una sorta di delirio per avere letto dei messaggi su WhatsApp tra Mariarca ed il suo nuovo partner. Ascione, scrive ancora il giudice nella sentenza, ha provocato volontariamente la morte della moglie, che è stata colpita da numerose coltellate quando era ancora a letto all'interno della sua camera nelle prime ore del mattino, intorno alle 7, pochi minuti dopo essersi svegliata. Ed ancora, Ascione ha colpito la povera Menella in modo a dir poco vigliacco. Se l'azione delittuosa è stata caratterizzata dalla viltà, il comportamento successivo si connota per la riprevolezza, non solo morale, perché incide anche sul danno che già era stato provocato ai figli. Dopo il delitto, infatti, l'uomo inviò alla figlia minorenne il PIN del telefono della madre per consentire alla ragazzina di controllare la nuova relazione della donna. Cambiamo ora decisamente argomento. L'Epifania chiude le feste, ma il dibattito sui panevin continua. Sabato feste e falò in tutta la Marca, ma con livelli di smog elevatissimi. Sentiamo. Musica per dare il via alla festa ad Arcade per il panevin più alto della Marca. Dalle 6 alle 7.000 persone in piazza per portare avanti una tradizione a cui, smog o no, la gente non vuole rinunciare. Dal palco il presidente del Veneto Zaia, che prima di qui è stato ad accendere i panevin a Fontanelle, Visnà e Borgo Malanotte, respinge subito al mittente le polemiche. Posso dirvi che questi non sono un popolo di devastatori, di inquinatori come qualcuno vuol dire. Ma ricordiamo che queste sono tutte associazioni di volontariato che fanno il panevin e poi fanno donazioni dei proventi che raccolgono. Questo è bene ricordarlo a tutti. Faive a mattina, cattivo auspicio, non la vede così Zaia, che per il 2019 ha grandi aspettative. Qui si dice le faville vanno verso sera, poenta piancagliera, cioè prosperità, vanno verso mattina, sul sacco e va a farina, cioè mancherà da mangiare. Io direi che quest'anno vanno verso sera, autonomia piancagliera. Senta, però li abbiamo visti accendere, mi pare che invece stiano andando un po' a mattina questa crisi. Questa è una domanda, un'affermazione che fate tutti gli anni, poi ho sempre ragione io. Nella notte dei falò il livello delle polveri sottili nell'aria è elevatissimo. Tra Treviso e Mansuele, centraline e ARPAV rilevano concentrazioni quasi 7 volte oltre il limite consentito, addirittura 335 microgrammi per metro cubo d'aria. Nei social si è scatenato il dibattito tra chi li vorrebbe letteralmente cancellare e chi invece sostiene che per una volta l'anno si possa portare pazienza. Di certo il forte odore di bruciato è stato avvertito anche per tutto il giorno seguente. Sabato sera, mentre ancora le cataste bruciavano, i sindaci hanno messo le mani avanti, chiarendo che il panevin non si tocca. Togliere la tradizione significa cancellare l'identità del popolo e secondo me gli arcadesi e i veneti non lo meritano, quindi abbiamo voluto assolutamente che il panevin continuasse. Alle spalle delle tre location che noi abbiamo trovato 8 anni fa. E da qui, finché almeno c'ero io, non si muove. Da Arcade a Soller, nel cuore di Fontanelle. Bisogna anche trovare anche la soluzione qui, pertanto avevo detto non alziamo il panevin, accorciamolo, teniamo abbastanza compatto, ma sì che la tradizione continui e soprattutto anche per i ragazzi che continuare questa nostra bella tradizione. Ed ora lo scontro sul decreto sicurezza, perché i 36 sindaci leghisti della provincia di Treviso, dopo la bufera sollecitata dai loro colleghi ribelli, hanno inviato un messaggio forte e chiaro all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. Sentiamo. Chi è presidente di una determinata associazione come quella dei comuni a livello nazionale non può farsi trasportare dal proprio credo politico.
Decreto sicurezza. Dopo la lettera inviata dai primi cittadini a livello nazionale, sono i 36 sindaci trevigiani della Lega ora a farsi sentire con un documento comune che si rivolge sia agli amministratori ribelli di centrosinistra sia al presidente dell'ANCI nazionale De Caro. Il messaggio che si vuole fare arrivare a De Caro è che i sindaci sono tenuti a rispettare sempre e comunque le leggi, anche quelle che non piacciono. Oggi queste sono regole che piacciono magari di più ad amministratori della Lega e un po' meno ad amministratori del PD, e se ieri quelli della Lega, sindaci, dovevano conformarsi a regole che non piacevano, lo hanno fatto, e oggi è doveroso che lo facciano i sindaci del PD ai quali magari piace poco questo decreto. Punto. Dispiacciono, scrivono i sindaci del Carroccio, le accuse di mancanza di umanità, i tanti primi cittadini veneti sempre in prima linea e pronti ad aiutare chi veramente ne ha bisogno. Ora è chiaro a tutti da che parte sta il PD, come si attende di capire se l'ANCI rappresenti tutti i sindaci in modo equo o solo una parte di essi. Le leggi votate in Parlamento, aggiungono, vanno rispettate, non siamo al supermarket dove ognuno prende quello che più piace. Credo sia opportuno che facciano delle riflessioni. Quei sindaci che non vogliono applicare il decreto Salvini hanno la possibilità di non farlo dimettendosi. Questo decreto porta avanti istanze che tanti comuni aspettavano da tempo. La politica della gestione dell'immigrazione portata avanti da questo governo e nello specifico dal ministro Salvini ha dato dei risultati che magari sino a ieri sembravano insperati, ma io credo ben colti molto positivamente dalla popolazione. 2 milioni di lavoratori in nero attendono il reddito di cittadinanza. Secondo i calcoli della CDA di Mestre sono circa il 50% dei futuri beneficiari di questa misura e si trovano soprattutto al sud. La metà della spesa per il reddito di cittadinanza, circa 3 dei 6 miliardi di euro previsti, finirà nelle tasche di chi lavora in nero. La stima è dell'ufficio studi della CGA di Mestre, che ha eseguito una serie di calcoli matematici sulla base delle anticipazioni apparse nei giorni scorsi sulla misura. In Italia ci sono, secondo l'Istat, 3.300.000 persone che fanno attività in nero in maniera irregolare, quindi non pagano né tasse né contributi. Se noi praticamente sottraiamo prudenzialmente 1,2 milioni, 1,3 milioni che sono lavoratori dipendenti o pensionati che non hanno titolo a chiedere il reddito di cittadinanza, risulta quindi che circa 2 milioni di persone che appunto svolgono attività in nero potrebbero essere nelle condizioni di presentare la domanda. Sono calcoli prudenziali, puntualizzano dalla CGA, data la difficoltà di ottenere dati precisi sul numero esatto di lavoratori in nero presenti in Italia. Si tratta comunque di un fenomeno preoccupante per le sue dimensioni. Tenendo presente che il governo ha stimato in 4 milioni sostanzialmente l'esercito di coloro che potrebbero, diciamo così, potenzialmente beneficiare del reddito, quindi 2 milioni di lavoratori in nero sono circa la metà, quindi una parte molto importante. Questi 2 milioni di lavoratori in nero non sono distribuiti in maniera omogenea nel territorio nazionale. In Calabria, regione che guida la triste classifica, il lavoro nero vale il 9,4% del PIL, in Campania l'8,6% e in Sicilia l'8,1%. Il territorio italiano con meno lavoro nero in termini percentuali è invece il nostro Veneto, dove il sommerso si ferma al 3,8% del PIL regionale, seguito dalla Lombardia con il 3,9% e dal Friuli Venezia Giulia con il 4,1%. Non è un caso che buona parte di coloro che hanno votato queste forze di maggioranza, soprattutto i 5 Stelle, siano proprio elettori del Mezzogiorno, perché sapevano che in qualche modo potevano contare su una misura con il reddito di cittadinanza che in qualche modo di fatto è una misura assistenziale che in gran parte andrà ad beneficio di gente che di fatto già oggi in qualche modo illegalmente sottrae soldi importanti all'erario e a tutti noi. Ed ora linea alla regia, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, subito dopo ancora cronaca dal Veneto, a tra poco. E rieccoci in diretta con la prima edizione dei notiziari di Antenna 3 con la cronaca. Torniamo ora a Mestre, dove ci sono stati momenti di paura in un condominio per l'esplosione di una bombola di gas, ma ci aggiorna in diretta Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana.
Sì, buongiorno da Mestre. È stata con molta probabilità una fuga di gas di una bombola GPL collegata a una stufa utilizzata anche per cucinare a provocare la violenta deflagrazione che ha distrutto un appartamento all'ultimo piano di una palazzina in via Milesi in zona Cipressina. L'esplosione ha coinvolto 10 persone, tutte di origini senegalesi, 2 di queste ferite, una per ustioni in diverse parti del corpo. Il fatto è accaduto all'1 di domenica notte, l'allarme al 115 ha fatto arrivare in forze le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza l'immobile poi dichiarato inagibile. I danni sono ingenti. Le condizioni di salute dei feriti invece fortunatamente non destano preoccupazione. Da Mestre è tutto, a voi. Nel Bellunese, ora, dove un'intera classe di un istituto superiore è sotto inchiesta per interruzione di pubblico servizio per comportamenti reiterati, irrispettosi, riservati a una professoressa. I fatti risalgono all'aprile dello scorso anno, quando gli insegnanti, al culmine dell'ennesima lezione portata avanti a fatica cercando di contrastare insulti, lancio di carta, scherzi di cattivo gusto, si trovò costretta a chiamare i carabinieri. La classe venne sospesa per 20 giorni, ma la segnalazione giudiziaria è finita ora sul tavolo della Procura dei minori di Venezia, che a dicembre ha scritto nel registro degli indagati i nomi di tutti e 20 gli studenti indisciplinati. Gli interrogatori sono già stati eseguiti dai carabinieri, di fronte ai quali i ragazzi si sono presentati accompagnati da genitori e rispettivi avvocati. Il caso è destinato a fare discutere. Proprio sulla questione abbiamo sentito la psicoterapeuta Teresa Rando, che abbiamo raggiunto telefonicamente. Sentiamo. Deve essere risensibilizzato il mondo degli adulti da un lato, e dall'altro un lavoro costante di incontro con le nuove generazioni, una sorta di patto in cui gli adulti devono avere una loro autorevolezza, che non è né autoritarismo né passività, quindi portare qualcosa di bello che gli adulti vogliono trasmettere, una consegna ai giovani di valori, di bellezza, di gentilezza. Ecco, nelle scuole io mi batto molto per lavorare sul tema della gentilezza come recupero di un concetto di gens, cioè gente insieme che lavora per la civiltà. Pensionato trevigiano morto durante un pellegrinaggio a Meggiugorie, giovedì l'addio. Verranno celebrati giovedì pomeriggio nella chiesa arcipretale di Postioma di Paese i funerali di Giovanni Girotto, il 66enne morto sabato mentre saliva a piedi sul Monte dell'Apparizione di Meggiugorie. Il trevigiano era in gita assieme ad un gruppo di pellegrini, un'ottantina di persone, sarebbero dovuti rientrare nella Marca sabato sera. Un viaggio religioso che il 66enne assieme alla moglie aveva organizzato nei minimi dettagli. Viaggio che purtroppo si è concluso in tragedia. Il 66enne si è sentito male a metà della salita, accasciandosi sul sentiero. A nulla sono valsi i soccorsi. La notizia della prematura scomparsa di Giovanni Girotto ha destato profondo cordoglio a Postioma, dove il pensionato era molto conosciuto e stimato. Giovedì alle 15 l'ultimo saluto, mercoledì sera la recita del Rosario nella parrocchiale di Postioma. Il cambiamento climatico, ora visibile non solo dai dati degli esperti, ma da anche alcune spie sul territorio. Sentiamo quali. Qual è uno dei migliori indicatori climatici sulla pedemontana? Beh, probabilmente il fatto che per esempio sulle curve del Cos, del Grappa e in molti altri posti i motociclisti sono attivi esattamente come a luglio. Sotto il cielo di gennaio le curve delle salite su tutte le cime della pedemontana sono inaspettatamente in mano alle due ruote, siano bici oppure robusti cilindri delle moto. Come a maggio, come d'estate, anche questo è un segno del cambiamento climatico, e con il Motoclub Ponte di Bassano ci mettiamo poco a capire che non ci sono più le mezze stagioni e che i motociclisti veri non lasciano più la moto in garage pagando 6 mesi di assicurazione. È vero, motociclista usa tutto l'anno, non il periodo estivo, una via maglietta con maniche corte a fare il giretto della piazza. I motociclisti esperti, quelli che hanno centinaia di migliaia di chilometri sulle spalle, ritengono che l'inverno sia una grande palestra per imparare a guidare sul serio e con prudenza. Noi adoperiamo la moto 365 giorni all'anno, ci fermiamo a Natale però.
Bisogna stare molto attenti perché quando si passa dai tratti al sole, esposti al sole ai tratti più a nord, bisogna stare attenti perché c'è anche una forma di condensa sull'asfalto e questa è molto rischiosa. Le moto non sono più stagionali, ma tutto l'anno in tutto il Veneto è ormai una realtà, anche se solo il 6% dei motociclisti per ora la usa 12 mesi all'anno. Ma la tendenza è al rialzo perché, come sempre, la passione scalda più di un maglione di lana. Un stile di vita, diciamo, ecco. Io che sono anche ciclista uso anche la bicicletta tutto l'anno. Bisogna dire che anche i ciclisti sono tanto cambiati dall'abbigliamento e anche dalle condizioni del clima, diciamo, ecco. Allo stadio di Monigo a Treviso, ora perché la partita di sabato pomeriggio tra Benetton Rugby e Glasgow Warriors, 13° turno della Guinness Pro 14, ha avuto la particolarità di essere arbitrata da una donna, prima volta per i leoni bianco-verdi in una gara ufficiale. A dirigere il match l'arbitro irlandese Joe Neville, ex rugbista insegnante. È stata la prima donna a dirigere una gara professionistica maschile in ambito europeo di club. La scorsa stagione Neville era venuta in Italia per arbitrare la sfida tra Petrarca e Lazio nel campionato d'eccellenza. Ed ora la nostra programmazione, tra pochissimo torna ore 13, si parlerà di euro, 20 anni di euro, un bene o una fregatura, conduce in studio Daniela Grenianin. E poi questa sera 20:10, acqua e gas, occhio alle truffe, ospiti in studio Raffaele Barato di Forza Italia e Stefano Busolin, presidente di Asco Trade. Poi ancora Ring torna come ogni lunedì dopo la pausa delle vacanze di Natale. Questa sera si parlerà di sindaci ribelli e reddito agli stranieri. Ospiti Alessandro Luigi Bisato del Partito Democratico, Dimitri Coin, onorevole della Lega, ed Enrico Zanetti, ex viceministro all'economia. Ed è tutto per questa prima edizione dei nostri telegiornali. Grazie per essere stati con noi. Vi lascio alle previsioni del tempo. Buon pomeriggio. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Ben ritrovati al meteo. Prosegue un tempo asciutto e stabile. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto l'alta pressione garantirà una bella giornata caratterizzata dal bel tempo. Tuttavia al mattino avremo nubi basse, foschie e nebbie sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Ampi spazi soleggiati altrove. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime oscillanti tra i 4 e 6 gradi. Diamo ora uno sguardo al Friuli Venezia Giulia. Tempo in prevalenza buono anche sulla nostra regione. Sarà ampiamente soleggiato su tutti i settori e il cielo si presenterà sereno e sgombro da nubi ovunque. Sono previste precipitazioni particolarmente degne di nota. Temperature minime tra i -3 e 0 gradi, massime comprese tra i 4 e 6 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige. Bel tempo sulla nostra regione, dove a prevalere sarà il sole. Il cielo si presenterà sereno e limpido su tutti i settori. Sui confini alpini saranno possibili locali nevicate a bassa quota. Temperature minime tra lo 0 e 1 grado, massime oscillanti tra i 7 e 10 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. L'Unic Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.